Aggrediti e picchiati fuori da un locale. Questa mattina la sentenza emessa dal giudice Gianluigi Zulian: 9 mesi per Fabio Gambarotto, 46enne di Padova, 6 mesi per Michele Galdiolo, 43enne di Villafranca, assoluzione invece per un 46enne di Selvazzano. L'accusa, a vario titolo per tutti, era lesioni personali aggravate e minacce. I fatti risalgono al 2016 presso il G-Club a Castelfranco Veneto. Tutto sarebbe nato da alcuni pesanti apprezzamenti da parte di un cliente del locale verso le ragazze che facevano parte del gruppo dei 4 bassanesi aggrediti. I giovani volevano rientrare per chiarire con il cliente, ma sono stati affrontati dai buttafuori che li hanno presi a calci e pugni. Non solo, ma una delle vittime è stata trascinata per 20 metri nel piazzale del parcheggio ed avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Anche 2 ragazze erano ricorse alle cure dei sanitari. Ai ragazzi vicentini difesi dall'avvocato Massimo Benozzati è stato riconosciuto in via provvisionale un risarcimento complessivo di 5.000 euro con la liquidazione dei danni che avverrà in un distinto procedimento civile.